Consigli di Don Giuseppe Tommaselli per evitare il purgatorio. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di Don Giuseppe Tommaselli, sacerdote salesiano, vissuto tra il 1902 e il 1989, originario di un paese in provincia di Catania, Biancavilla, nato in una famiglia profondamente cattolica. Don Giuseppe Tommaselli fu sacerdote ed esorcista, scrisse una serie di opuscoli, di libricini che possono essere scaricati gratuitamente da internet e quindi letti da chiunque abbia il desiderio e voglia di approfondire la dottrina, insomma gli insegnamenti di questo straordinario sacerdote. E in particolare, ecco, Don Giuseppe Tommaselli diede tutta una serie di consigli che riguardavano la salute dell'anima e i mezzi che l'anima aveva per combattere il maligno e per evitare di dover scontare le proprie pene in purgatorio, almeno per cercare di ridurre al minimo il tempo di permanenza nel purgatorio, quindi per cercare un po' di rimediare ai peccati commessi nel passato. Ecco cosa scrive Don Giuseppe Tommaselli nel libricino I nostri morti, la casa di tutti. L'amore di Dio è un fuoco che distrugge il peccato ed anche la pena ad esso dovuta. Più forte è l'amore, più l'anima resta purificata. Chi potesse emettere un solo atto di puro amore di Dio nelle condizioni dovute, in un istante potrebbe annullare tutto il purgatorio meritato in lunghi anni di vita. Si esorta quindi a fare continui atti di amore di Dio, con più perfezione che sia possibile, specialmente quando ci si accosta al sacramento della confessione. L'atto di amore di Dio perfetto non ha bisogno di molte parole, può farsi anche in un attimo, con il pensiero. Il sentimento dominante però sia questo: oh Dio, mi umilio riconoscendo le mie colpe, le detesto con tutto il cuore, dalla più grande alla più piccola, perché con esse ho offeso voi. Signore, vi amo con tutto il cuore, lavate col vostro sangue l'anima mia. Chissà quanto purgatorio venga diminuito ogni qualvolta una persona si mette in tale disposizione d'animo. Non si conosce abbastanza il valore dell'atto di amor di Dio, per questo tanti non lo sfruttano a proprio vantaggio. Si consiglia di farlo almeno mattino e sera e quando si è davanti al tabernacolo, davanti all'immagine di Gesù crocifisso, sanguinante. È facile comprendere il vero dolore dei peccati ed anche provare il più puro amore per Dio. L'amore del prossimo. Il primo comandamento è l'amore di Dio. Il secondo è simile al primo ed è l'amore del prossimo. L'esercizio della carità, cioè compiere le opere di misericordia corporali e spirituali, è il segreto per evitare il purgatorio. Ad ogni atto di carità compiuto in grazia di Dio e con retta intenzione corrisponde una grande sottrazione di pena temporanea, più che con atti di altre virtù, perché la carità è la regina delle virtù. Non si dimentichi che il giudizio universale sarà fatto esclusivamente sull'esercizio della carità. Basta leggere il Vangelo per convincersene.
pensare al purgatorio. Sono già troppi i peccati commessi. Chi teme il purgatorio faccia di tutto per vivere in grande delicatezza di coscienza. La vita cristiana edificante risparmia il purgatorio ed è una predica continua che avvicina le anime a Dio. In questo secolo di raffreddamento religioso in cui si corre pazzamente dietro al piacere e ai divertimenti, è difficile restare esenti dalla corruzione se non si medita sui castighi riservati al peccato nell'altra vita. Pensando seriamente al purgatorio, è assai difficile, anzi impossibile, cadere nel peccato. Lo dice Dio stesso. Ricordati dei tuoi novissimi e non peccherai in eterno. Messe in vita. Si sogliono celebrare molte messe per i morti e poche per i vivi. Da che ho raccomandato dal pulpito e con la stampa di far celebrare messe per l'anima propria mentre si è in vita, molti si sono decisi a farlo. Ciascuno pensi all'anima sua mentre è su questa terra e non abbia troppa fiducia nei suffragi che i parenti faranno dopo la morte. Appena si muore, dei parenti e degli amici alcuni piangeranno, altri non faranno neppure questo. Taluni diranno: «Oh, che anima buona, certamente è in paradiso». I suffragi potranno ridursi a qualche preghiera e a qualche messa sporadica. Conoscevo una signorina attempata molto pia e ricca. Lasciò per testamento i suoi beni ai parenti e lasciò pure il denaro per 2000 messe di suffragio da celebrarsi a più presto. Gli eredi non vollero farle celebrare e divisero il denaro. Quanto avrebbe fatto meglio la signorina ad applicarsi le messe mentre era viva. Per conoscere l'utilità delle messe in vita si ricordino i frutti del santo sacrificio, merito di gloria per il cielo, merito impetratorio per ottenere grazie, merito soddisfattorio per scontare i peccati, cioè abbreviare il purgatorio. Quando i vivi fanno celebrare una messa per un defunto, a questi arriva soltanto il merito soddisfattorio ed arriva in quella misura che vuole Dio, potendo, come si è detto innanzi, dare al Signore il merito soddisfattorio ad un'altra anima, o in parte o in tutto. Il suffragio arriverà ai morti quando si celebreranno le messe, cosicché le anime purganti dovranno aspettare con ansia. Quando le messe si fanno celebrare in vita, l'anima acquista tutti e tre i meriti ed invece di aspettare il suffragio dopo la morte, giunta nell'altra vita, i peccati li trova già scontati in parte o totalmente. Le messe per i vivi non si possono chiamare messe gregoriane, quindi non sarebbe esatto dire al sacerdote: «Desidero celebrate le messe gregoriane per la mia anima». Questo tipo di messe si possono applicare solo alle anime dei defunti. I legati. Un ottimo mezzo per liberarsi dal purgatorio è il pio legato, cioè destinare i propri beni a qualche opera pia. Chi ha eredi diretti che non nuotano nell'abbondanza non farebbe bene a lasciare un legato religioso privando i figli del necessario. Chi non ha eredi diretti, invece, può disporre del suo, e se tra i parenti c'è qualcuno veramente bisognoso, il primo bene sicuramente deve farlo, lo faccia pure ad un parente. Se ciò non fosse, si assegnino i beni ad opere pie. Quando una persona vive nell'agiatezza, è un male aumentare la ricchezza se non ha diritto all'eredità. Il più viene facilmente sprecato. Non si illudano certe persone troppo attaccate ai nipoti. Quando costoro ricevono l'eredità, tranne rare eccezioni, dicono: «Poteva morire prima, e perché non mi ha lasciato di più?» All'esterno
Per convenienza forse si mostreranno addolorati, ma nel cuore godranno. Certe eredità vanno a finire in festa, donde il detto: i morti alla vita eterna ed i vivi alla taverna. Sogliono i nipoti ricompensare l'eredità con molti suffragi? Capita raramente. Può avvenire invece che qualche nipote, deluso nella speranza di ricevere di più, maledica l'anima trapassata. Ho visto in una famiglia un grande quadro in pittura, aveva al centro un grosso strappo. Son venuto a sapere che un nipote aveva dato una coltellata sul quadro alla direzione del cuore, perché arrabbiato per le disposizioni testamentarie dello zio. Dice Gesù: fatevi degli amici con mammona di iniquità, cioè col denaro, affinché quando sarete venuti meno possiate essere ricevuti negli eterni tabernacoli. Chi può lasci i beni o tutti o in maggioranza qualche ospizio di beneficenza o qualche ospedale. Si pensi alle missioni ed all'opera delle vocazioni sacerdotali. Quanti giovani non possono divenire sacerdoti per mancanza di mezzi? Per i legati ci si consigli bene con persona prudente e competente, affinché il testamento non possa essere impugnato da qualcuno e non si sprechi il denaro in cause disastrose. Il bene che faranno i sacerdoti tirati su con borse di studio, gli atti di carità che riceveranno gli orfanelli ed i ricoverati negli ospedali, oltre ad arricchire di gloria eterna il testatore, abbrevieranno il suo purgatorio o lo renderanno esente del tutto. Il privilegio sabatino. A conclusione del lavoro dedichiamo qualche pagina alla regina del purgatorio. La Madonna ha ottenuto dal suo divin figliolo Gesù un insigne favore a vantaggio dei suoi devoti, cioè l'esenzione completa o quasi completa del purgatorio. Sappiamo questo dietro una rivelazione avuta da San Simone Stock. Pregava questo santo quando ecco apparirgli la Vergine con Gesù bambino in braccio, avente in mano l'abitino del Monte Carmelo. La Madonna prese a dire: chiunque porterà degnamente questo abitino in mio onore, il primo sabato dopo la morte, sarà da me liberato dal purgatorio. I sommi pontefici hanno approvato e raccomandato vivamente questa devozione alla Madonna del Carmine. Per godere il privilegio sabatino, così chiamato perché si esce dal purgatorio il primo sabato dopo la morte, ci sono delle condizioni da osservare. Deve portarsi l'abitino della Madonna del Carmine, ovvero una maglietta che abbia da una parte l'immagine del cuore di Gesù e dall'altra quella della Madonna di qualsiasi titolo. Tanto l'abitino quanto la medaglietta devono portarsi al collo e tenersi sempre. È necessario che l'abitino o la medaglietta ricevano la benedizione dal sacerdote che ne abbia la facoltà. È prescritta ogni giorno la recita del piccolo ufficio della Madonna, ovvero bisogna astenersi dal mangiare la carne nei mercoledì, nei venerdì e nei sabati. Il Sommo Pontefice ha dato facoltà ai sacerdoti confessori di cambiare questa condizione in qualunque altra opera buona. Ordinariamente i confessori assegnano la preghiera di alcuni pater, ave e gloria da recitarsi ogni giorno. L'ultima condizione, che è la più importante, è la seguente: praticare bene la virtù della purezza in conformità al proprio stato. Chi è dunque nella vita matrimoniale osservi bene la purezza coniugale. Chi non è nel matrimonio pratichi con delicatezza la purezza virginale. Chi non è puro nei pensieri, negli sguardi, nelle parole e nelle azioni, non si riprometta questo privilegio. Tuttavia, se capitasse qualche caduta, si pensi subito a rialzarsi. Onoriamo la Madonna. La Madonna è la regina del purgatorio. Narra San Pier Damiani che ai suoi tempi c'era il pio uso nel popolo romano di visitare nella notte della vigilia dell'Assunta le principali basiliche di Roma con ceri in mano.
Accadde che una nobile dama, mentre pregava nella chiesa dell'Araceli sul Campidoglio, vide comparirsi dinanzi una signora che le sembrava di riconoscere e che era morta da parecchi mesi. Presala per mano e trattala in disparte le chiese: «Non siete voi la mia madrina che mi tenne al fonte battesimale, Marozia?» «Oh sì, sono proprio quella. E come vi trovate qui se siete morta da tempo? Sino ad oggi sono rimasta in un fuoco cocentissimo in pena delle molte vanità, ma in occasione di questa festa dell'Assunzione Maria Santissima è scesa in purgatorio a liberarmi insieme a moltissime altre anime che superano il numero degli abitanti di Roma. In riconoscenza di tale liberazione che ella rinnova tutti gli anni in questa festa, noi ci rechiamo durante la notte nei suoi santuari, che se i vostri occhi vedono me sola, sappiate che siamo in grande moltitudine». L'interlocutrice ascoltava attonita e dubbiosa. Allora la defunta soggiunse: «In prova di quanto vi ho detto, vi annunzio che tra un anno e precisamente nel giorno dell'Assunta anche voi morrete, e se ciò non avvenisse riterrete per non vero quanto vi ho detto». San Pier Damiani ci fa pure sapere che quella dama, dopo un anno di santa vita, morì proprio nel giorno dell'Assunta. La Madonna è nostra buona madre in vita, sul letto di morte nel purgatorio, ma non si può attendere la sua amorosa protezione se non la si onora.